Favara e Canicattì sono finite in zona rossa, allungando la lista dei comuni siciliani dove l'aumento dei contagi ha costretto la regione al drastico provvedimento, anche se la richiesta è arrivata dai sindaci. L'ordinanza del presidente Musumeci entrerà in vigore domani 15 aprile e sarà valida fino al prossimo 28 aprile, mentre si discute di possibili aperture in tutto il paese. Ma è sempre il vaccino AstraZeneca a tenere banco con la gente che ha paura e il discorso diventa serio e non si può certo affrontare con la filosofia. Ci riferiamo a quanto affermato dal governatore Musumeci, secondo il quale non è etico tenere bloccate 100.000 dosi di AstraZeneca per mancanza di prenotazioni. Non sarà etico, ma allora bisogna spiegare cosa è etico, ma sicuramente sarebbe meglio mettere da parte appunto la filosofia e dedicarsi di più alla concretezza per apparire credibili e infondere serenità ai cittadini che dovrebbero avere il diritto di scelta e non essere quasi sottoposti al ricatto da parte del governo di finire in coda in caso di rifiuto di un vaccino di cui ne hanno dette di cotte e di crude, cambiandone persino il nome. Altri casi sospetti intanto riguarderebbero il nuovo arrivato, cioè il Johnson Johnson. Insomma, siamo proprio messi male. Ecco perché non serve la filosofia, ma serve seguire l'esempio di chi, come Israele, è entrato nella storia per efficienza e modo di tutelare la popolazione. Intanto una nota incoraggiante arriva dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Riguarda la diminuzione del numero dei contagi in città, che fa sperare nella riapertura delle attività commerciali, così come lo stesso Miccichè auspica. Ieri mi pare abbiamo avuto soltanto un nuovo positivo, mentre ci sono stati, se ricordo bene, 10 guariti o giù di lì. Il trend è leggermente a scendere, quindi questo sta a dimostrare che la pandemia, almeno qui all'interno della nostra città, si va contenendo. Spero che questo sia anche frutto di una maggiore responsabilità degli stessi cittadini. Si sta capendo finalmente l'importanza e la gravità della pandemia. Speriamo bene, speriamo anche perché tengo tantissimo al settore commerciale che sta soffrendo questa crisi economica e speriamo al più presto di uscirne fuori.